Mogliano, sasso contro il pulmino dei bimbi disabili, vetro in frantumi. Dopo la paura scatta la denuncia nei confronti del possibile vandalo. Gli stessi passeggeri hanno riferito di un uomo in bicicletta a gara di solidarietà per riparare il mezzo. Il delitto di Margherita Ceschina a Conegliano, processo chiuso per l'ex marito morto un mese fa. La sua verità in una lettera depositata agli atti, chiede scusa alle figlie e dice che non voleva uccidere l'ex moglie. Filippo Turetta, aggredito in carcere da un detenuto. Da Pordenone la reazione di Gino Cecchettin, padre della 22enne di Vigonovo uccisa dal ragazzo. La violenza non è mai la risposta. Regionali, firmato oggi il decreto per l'indizione delle elezioni. I veneti chiamati alle urne 23 e 24 novembre, soddisfatti le forze di centrodestra. Il PD incalza nome del candidato. Capitolo chiuso, si apre una nuova era, dice il candidato presidente del centro-sinistra Manildo. Sarei contento di sapere il nome del mio sfidante, incalza. L'ennesima tragedia della montagna, dopo la morte sulle 3 cime della guida alpina Franco Gaspari, perde la vita un escursionista tedesco precipitato in Val di Zoldo. Paura al cimitero di San Polo di Piave, anziana cade a terra, si ferisce alla testa. A soccorrerla 2 operai comunali che effettuano le manovre di primo intervento e allertano l'ambulanza. Ha debuttato con un sold out al Del Monaco di Treviso il racconto teatrale di Marco Goldin, da Picasso a Van Gogh, spettacolo che fa da preludio alla mostra che si aprirà a metà novembre. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. E dunque il caso in primo piano di un pulmino che si occupa di trasporto di bambini con disabilità, contro il quale sarebbe stato lanciato un sasso, vetro in frantumi. I passeggeri hanno raccontato di un uomo in bicicletta che avrebbe scagliato la pietra, e dopo la paura è scattata già una denuncia nei confronti del possibile vandalo. Gli stessi bambini appunto ne hanno parlato, attivata poi la catena di solidarietà per riparare il danno. Dentro nel furgone c'erano 6 bambini e hanno preso tanto spavento. Poi guardando abbiamo visto che c'era l'impronta di un qualcosa che aveva colpito il vetro. Guardando per terra abbiamo trovato un sasso grosso che presumiamo potesse essere il sasso che è andato contro il vetro. È un terribile sospetto quello di Marta Girardi, presidente di Fattibilimo, associazione che si occupa di inclusione bimbi fragili, ma anche autista, del pulmino che martedì poco prima delle 12:30 si trovava in via Favretti davanti alle Scuole Verdi a Mogliano Veneto per effettuare uno dei tanti servizi. Pochi attimi e il vetro va in frantumi, i piccoli passeggeri, alcuni con disabilità, ne escono fortunatamente indenni ma terrorizzati. Quel sasso non sembra finito lì per caso, anche perché il mezzo era fermo in sosta. I bambini mi hanno detto che c'era una persona, poi per individuare l'età abbiamo detto più nonno o più papà, una via di mezzo, che è passato in bicicletta e in quel momento lì hanno sentito il botto, quindi presumiamo potesse essere stata quella persona, perché poi intorno non c'era nessun altro. Nelle scorse ore in caserma a Mogliano è stata formalizzata una denuncia contro ignoti, mentre nel frattempo si passano al setaccio le immagini della videosorveglianza. Alcuni privati già si stanno muovendo dopo aver sentito la storia. Via social dall'associazione è partita anche una richiesta di aiuto per riparare il danno, immediata la risposta e la catena di solidarietà. L'associazione, nata 5 anni fa, ha la sua sede principale a Borgobianchi ed è un punto di riferimento per decine di famiglie. Resta una domanda inquietante dopo la grande paura: perché arrivare a tanto? Girardi, rivolgendosi al possibile autore, fa un distinguo che prende le mosse dalla sua storia e dalla sua sensibilità. Se ci sono dei problemi siamo qui pronti per dare una mano alle famiglie. Se la persona ha dei problemi, se non avesse problemi, sa che ci sono delle conseguenze a un fatto del genere, quindi noi siamo sempre disponibili a dare aiuto, sempre. Ora il delitto di Margherita Ceschina a Conegliano: esce formalmente dal processo il marito Enzo Lorenzon, morto un mese fa, ma la sua verità è contenuta in una lettera depositata agli atti, dove chiede scusa alle figlie e dice che non voleva uccidere la moglie.
Chiedo scusa alle mie figlie e ai miei nipoti che sono rimasti senza mamma e senza nonna e a tutte le persone che volevano bene a Margherita per una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere. A scriverlo Enzo Lorenzon in una lettera datata 13 luglio 2025, poche settimane prima di morire per un malore a 81 anni. L'epistola consegnata direttamente nelle mani del legale Fabio Crea è stata acquisita agli atti, nonostante l'uomo, considerato il mandante dell'assassinio della moglie, il 23 giugno 2023 a Conegliano sia uscito formalmente dal processo. In mattinata è stata pronunciata una sentenza di non doversi procedere. Vista il sopraggiunto decesso dell'imputato Lorenzon, il pubblico ministero ha chiesto che venisse pronunciata una sentenza di non doversi procedere perché il reato si estingue. Ho chiesto di rimanere all'interno del processo per una pronuncia assolutoria nel merito, soprattutto per veicolare all'interno del processo quello che era un suo manoscritto, redatto ovviamente prima della morte, cosa che comunque è stata fatta, quindi un obiettivo comunque è stato raggiunto. La verità di Lorenzon è su 5 fogli scritti a mano. L'uomo ammette i rapporti negativi con l'ex moglie, poi parla di quell'assegno mensile di mantenimento da 10.000 euro diventato insostenibile, tanto da far scattare una sorta di piano con l'anziano che si sfoga con il dominicano Sergio Lorenzo, cugino della sua giovane convivente. Parlano di come convincere Margherita Ceschin a rivedere le sue richieste economiche, di impaurirla fortemente, ma mai di ucciderla. Poi Lorenzon torna anche sui momenti successivi al fatto di sangue, ripercorre l'incontro con Sergio Lorenzo descrivendolo sconvolto. Allo stesso tempo l'81enne dice di non sapere l'identità di chi realmente si è introdotto nell'appartamento divenuto teatro del dramma. Di fatto la lettera consegnata a Fabio Crea è anche un assist per la difesa dello stesso Sergio Lorenzo e di Matteo Garcia, accusati a loro volta dell'omicidio. Non ad uccidere, non voleva nessuno la morte di Margherita Ceschin, non la voleva Lorenzon, non la voleva Sergio Lorenzo e nessuno degli altri, ma ho mandato a spaventare la signora per cercare di risolvere, diciamo, seppur in maniera non specchiata, le vicissitudini economiche della coppia. Nel pomeriggio Matteo Garcia, considerato uno degli esecutori materiali, ha dato la sua versione in aula dicendo di essere stato contattato dal fratello di Sergio, ovvero Joel Lorenzo, che quest'ultimo gli aveva promesso 10.000 euro per minacciare Margherita. Quel maledetto 23 giugno in casa con la donna c'erano proprio loro, Garcia e Joel. Sergio aspettava fuori. Garcia ha fatto intendere però che non sarebbe stato lui a occuparsi della donna, ma Joel, l'unico della coppia a conoscere un po' di italiano. Si torna in aula per ascoltare Sergio Lorenzo il 25 settembre. Intanto restano le ultime parole di Lorenzon. Tutto è finito malamente in un modo che nessuno di noi voleva. E ora l'aggressione subita in carcere invece a Montorio, a Verona, da Filippo Turetta, condannato all'ergastolo per la morte di Giulia Cecchettin. Gino Cecchettin, papà della ragazza, da Pordenone ha condannato l'episodio di violenza nei confronti dell'assassino di sua figlia. Sentite le sue parole. Filippo sono riuscito in qualche modo a distoglierlo dal mio campo visivo, gestendo le emozioni negative che ovviamente lui mi ha procurato. Non penso che la violenza sia la risposta a questo, ecco, ed è il messaggio che vorremmo dare noi, quindi non mi fa sentire felice il fatto che lui sia stato aggredito. Perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare anche se in un contesto come il carcere posso capire che momenti di violenza possono succedere, però ecco, sono da condannare anche questi atti e noi ci muoviamo proprio nel senso opposto, quindi anzi dovremmo far capire alle persone che insomma quei sentimenti che portano a questo sono sbagliati da condannare. Per Gino Cecchettin l'aggressione in carcere a Filippo Turetta, l'assassino di sua figlia, dimostra ancora una volta come sia ancora lunga la strada verso la non violenza anche in contesti più difficili come le carceri. Il papà di Giulia condanna quanto accaduto lo scorso agosto nel carcere di Montorio, dove un detenuto ha preso a pugni il 22enne di Torreglia, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della studentessa di Vigonovo.
Un 55enne in carcere per omicidio e tentato omicidio ha sferrato un pugno in faccia a Filippo Turetta mentre stavano entrambi percorrendo un corridoio della quarta sezione del carcere veronese. Subito dopo il gesto, l'aggressore è stato trasferito in una cella di isolamento per 15 giorni. Avrebbe colpito Turetta senza alcun motivo, anche se sembra che nei giorni precedenti l'aggressione avesse espresso disappunto per la presenza del 22enne nella sua stessa sezione. Il garante dei detenuti di Verona, Carlo Vinco, subito dopo la violenza ha incontrato Turetta per sincerarsi delle sue condizioni. Il giovane non ha riportato ferite gravi. Il garante ha anche parlato con l'aggressore che si sarebbe scusato per il gesto. Purtroppo episodi di violenza tra detenuti avvengono di frequente, ha spiegato il garante, e anche il SAPE, sindacato di polizia penitenziaria, parla di ordine del giorno in carceri sovraffollate come quello di Montorio. Sono fatti ormai che possiamo definirli, catalogarli ordinaria amministrazione, dovuta a un sovraffollamento dove qualsiasi situazione un po' fuori dalle righe diventa motivo di aggressione, risse. Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Giulia Cecchettini infierendo con 75 coltellate e gettando il corpo della giovane in un dirupo vicino al lago di Barcis a Pordenone, da qualche tempo è stato trasferito nella quarta sezione del carcere di Montorio, quelle dove ci sono i reclusi comuni. Prima era nella terza, dove invece ci sono i detenuti sorvegliati, ma sarebbe stato spostato proprio perché sovraffollata, e per questo motivo anche i suoi avvocati avevano scritto alla direzione del carcere. La politica adesso, le elezioni regionali, perché è arrivata questa mattina la notizia della firma del decreto per l'indizione delle elezioni. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre. Vi annuncio ufficialmente che le nuove elezioni si terranno nella giornata di domenica 23 novembre dalle 7 del mattino alle ore 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 del mattino alle ore 15. Un segreto di Pulcinella svelato nei giorni scorsi dal presidente della Campania. Si vota il 23 e 24 novembre. Alla fine anche Zaia, dopo l'anticipazione di De Luca, si è visto costretto a firmare il decreto. Il Veneto andrà alle urne nell'ultima data utile per una legislatura stiracchiata a uso e consumo di trattative politiche. 23-24 novembre è ormai una data scontata, girava da tempo e anche burocraticamente sarebbe stata una delle poche date disponibili. Ad oggi abbiamo una data, dobbiamo avere un candidato, una coalizione l'abbiamo, forte, coesa, che darà seguito allo straordinario lavoro del centrodestra. Oggi dobbiamo scegliere un candidato, farlo nel più breve tempo possibile, quello che rappresenterà il centrodestra per i prossimi 5-10 anni. Per presentare le candidature e quindi le liste, le giornate sono quelle del 24 e 25 ottobre. Ora si aprono nuovi orizzonti sugli equilibri dell'attuale maggioranza con le forze del centrodestra che ancora non hanno deciso chi sarà il candidato presidente del Veneto. È una buona data perché non ci sono ferie, feste, ponti, ci sono le scuole aperte, quindi ci sarà sicuramente un'alta affluenza da parte degli elettori e delle elettrici del nostro Veneto. Il centro-sinistra adesso dirà meglio tardi che mai, voi non avete il candidato governatore. Il centrodestra individuerà nei prossimi giorni i nostri leader, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, il miglior candidato o la miglior candidata per guidare la coalizione con il miglior programma, e continueremo a guidare uniti la nostra regione. Il centro-sinistra intanto da oltre 2 mesi ha creato un'ampia coalizione a sostegno di Giovanni Manildo, candidato presidente, e sollecita la scelta dell'avversario. Facciano un ultimo sforzo, pungola il segretario del PD Veneto, Andrea Martella. Finalmente è stata fissata la data delle elezioni. Peccato che si sia perso tutto questo tempo generando un clima di incertezza tra i cittadini e le imprese. Ma secondo il Dem ci vorrà ancora un po' per sapere chi sarà il candidato del centrodestra. Faccio una previsione, io penso che lo decideranno dopo il voto delle Marche, che sarà il 28 o il 29 settembre, a dimostrazione che non è vero niente che i veneti sono primi, ma a dimostrazione del fatto che questo centrodestra cerca di organizzarsi per dare qualcosa a questo e a quello, verificando i risultati delle elezioni. È davvero stucchevole dal punto di vista di forze politiche che hanno parlato dell'autonomia per anni al primo posto, pensare che non solo non decidono in Veneto, ma aspettano l'esito di un'altra regione prima di assumersi delle responsabilità e fare una scelta. Ecco, io per tutto questo penso che ci sia davvero bisogno di cambiare.
Capitolo chiuso, si apre una nuova era, dice il candidato presidente per il centro-sinistra Giovanni Manildo, che lancia una stoccata al centrodestra. Adesso sarei molto contento di sapere il nome del mio sfidante e della coalizione di cui è a guida Manildo non farà parte il partito di Rifondazione Comunista, ufficiale l'addio. Una bella notizia per tutti, per il Veneto, per chi corre, per i candidati, per i cittadini. Si apre una nuova era, sono cambiate molte fragilità, molte domande a cui bisogna dare risposte, quindi si apre una nuova strada di cambiamento di cui noi vogliamo essere protagonisti. Capitolo chiuso, si volta pagina. È questa la sintesi del Manildo pensiero nel giorno in cui si fissa la data del voto, ma ancora nulla si muove, almeno ufficialmente nel centrodestra. Cercasi uno sfidante disperatamente. Sarei molto contento di conoscere chi sarà il candidato del centrodestra, perché insieme con il confronto dialettico, col confronto sulle idee si possono dare delle risposte a un Veneto che negli ultimi 10 anni è cambiato molto. In casa centrosinistra si registra l'addio, in politica mai per sempre, del partito della Rifondazione Comunista, che in una nota prende atto delle scelte del candidato presidente. Il centrosinistra, si legge, accentua il suo profilo moderato e imbarcazione che non fa mistero della sua disponibilità a stare anche nel campo del centrodestra e di avere come principale avversario politico il Movimento 5 Stelle e ancora. Manildo, non Manildo, noi ci assumiamo, ognuno si assume le sue responsabilità, noi ci assumiamo le nostre. Rifondazione tira dritto, forte della sua storia e dei suoi temi, fa sapere sempre benvenuto. Non è che siamo nati ieri, no? Questo lungo rimpallo ovviamente ci aveva già messo, diciamo, in allerta, per cui noi abbiamo già cominciato a lavorare al nostro progetto, insomma, di costruzione di una lista. L'avvocato trevigiano da parte sua non si scompone e conferma contatti frequenti proprio con Calenda. Io sono il garante di una coalizione, per me è importante essere il garante di una coalizione coesa nelle promesse ma soprattutto nei fatti concreti. Incontrerà Calenda? Senz'altro, l'ho sentito in questi ultimi giorni, c'è convergenza su molte idee, molte proposte concrete. Abbiamo parlato di industria, abbiamo parlato di industria 4.0, transizione 5.0, iperammortamento, efficientamento alle aziende. Ritengo che possa essere un valore aggiunto. Tragedia, torniamo alla cronaca. Ieri a Marina di Andrano, in provincia di Lecce, Giuseppe Marti, impiegato di 61 anni, residente a Borso del Grappa in vacanza in Salento con la moglie, è stato colto da un malore fatale mentre si trovava in acqua. Si era tuffato in mare per fare il bagno ma non ha più fatto ritorno. A dare l'allarme è stata la moglie e subito sono scattate le ricerche. Dopo circa un'ora il corpo del 61enne è stato rinvenuto privo di vita a poca distanza dalla riva. Inutili tentativi di rianimazione, i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. L'esame esterno del corpo non ha evidenziato segni di violenza, confermando così l'ipotesi del malore improvviso. L'autorità giudiziaria ha ritenuto non necessari ulteriori approfondimenti. Prima della pensione Marti aveva prestato servizio nell'aeronautica militare per tanti anni, era appunto in servizio all'aeroporto militare di San Giuseppe a Treviso e alla base del 51esimo stormo di Istrana. A Conegliano adesso commercianti sul piede di guerra contro l'amministrazione per lo stato di degrado, dicono, di Corte delle Rose. Ecco come risponde il sindaco Fabio Chies. Un tempo bomboniera di Conegliano, oggi nel degrado. È quanto riferiscono gli esercenti di Corte delle Rose, uno shopping center in pieno centro preso di mire da bandi di ragazzini, specie durante il fine settimana e nelle ore serali. I commercianti, in accordo anche con la polizia locale, hanno scritto una lettera al sindaco Fabio Chies denunciando diversi episodi che stanno diventando intollerabili. Dai furti agli schiamazzi fino allo spaccio di droga, con tanto di getto di siringhe negli angoli dei portoni o dei negozi. Le persone cercano ormai di evitare di entrare in corte per paura e questo ci causa una perdita di guadagno giornaliera che mette a rischio la sopravvivenza delle nostre attività, scrivono i negozianti. Le famiglie evitano completamente la zona, danneggiando così non solo l'aspetto commerciale ma anche il tessuto sociale di Corte delle Rose. E poi invitano il sindaco a venire a vedere di persona quanto accade nell'area. Con Corte delle Rose è un problema soprattutto essendo una corte interna di negozi che in questo momento non sono occupati. Stiamo già ragionando,
ricordo tra l'altro che il Comune investe ogni anno nelle pulizie circa 20.000 euro per Corte delle Rose, per cui secondo me è un problema proprio di cercare di ridare una collocazione a quell'area lì. Per quanto riguarda il resto, noi diciamo che per Conegliano per la sicurezza si sta facendo molto, le forze dell'ordine vanno ringraziate perché non ci sono stati casi eclatanti quest'anno, toccando ferro, c'è stato un presidio del territorio importante. Lì si tratta invece proprio di riportare negozi e attività, è un lavoro che non è facile, è un lavoro sicuramente che nonostante le città cresca il numero di abitanti, per quanto riguarda il commercio una sofferenza c'è, ma c'è anche a livello nazionale. Questa non è una scusa sicuramente, dobbiamo cercare di portare investitori, è quello che stiamo cercando di fare. Ed è davvero pericoloso quanto accaduto ieri pomeriggio lungo la superstrada pedemontana. Queste le immagini che un telespettatore ha inviato alla nostra redazione, che sono state registrate intorno alle 17 all'altezza del casello di Altivole. Il nostro telespettatore con la moglie era diretto a Bassano del Grappa quando ha notato il ciclista passare al lato della sbarra del casello tenendo la destra e imboccare la superstrada. La coppia ha avvisato la polizia stradale che è intervenuta. Il ciclista, un anziano, è stato individuato da una pattuglia di Bassano del Grappa mentre pedalava in direzione di Riese, sorpassato da auto e camion, ed è stato scortato in sicurezza al casello più vicino e per il ciclista naturalmente è scattata la multa. Materiale rubato dalle fabbriche e poi abbandonato in quella che a più riprese diventa una discarica a cielo aperto. È quanto succede a Cessalto, una situazione monitorata da tempo dall'amministrazione e che ha costretto spesso lo stesso sindaco a rimboccarsi le maniche e aiutare a pulire. Un fenomeno seguito, un fenomeno che in passato e sta continuando purtroppo, quello del furto o la sottrazione appunto di questi elettrodomestici. Lavatrici, pneumatici, materiale elettronico, materassi, sedie da ufficio, ante di armadi, scrivanie e resti di materiale industriale, per non parlare del degrado che tutto ciò porta nel territorio circostante. È uno scenario questo che il comune di Cessalto si trova saltuariamente a dover affrontare, l'abbandono di rifiuti pesanti che spesso sono quello che resta di materiale rubato. Un ecovandalo va a trafugare del materiale da aziende che magari si occupano di riciclaggio dei elettrodomestici normali che abbiamo nelle abitazioni, oppure vanno proprio all'interno della discarica comunale e li sottraggono. Questo poi per recuperare alcuni parti come motori o metalli che hanno valore, il resto invece viene abbandonato nei campi, viene abbandonato nei piazzali che si creano praticamente delle discariche. Le aree più interessate sono via Manzoni e via Vittoria, in cui è stato più volte necessario l'intervento delle forze dell'ordine e di volontari e anche dello stesso sindaco, giunta e consiglieri che sono andati personalmente a pulire per rimuovere rifiuti e bonificare l'area. Siamo intervenuti in maniera importante andando a eliminare tutti i rifiuti, spesso in collaborazione tra l'amministrazione e i volontari, e abbiamo avviato tutti questi materiali a riciclo e abbiamo ristabilito un ordine e un'igiene. Attimi di paura si sono vissuti invece al cimitero di San Polo di Piave, dove una donna di 90 anni è inciampata e caduta a terra ferendosi la testa. L'anziana, che si trovava col figlio, è stata subito soccorsa da 2 operai comunali che hanno messo in pratica le corrette manovre di primo intervento e allertato l'ambulanza. Un episodio che dimostra quanto sia importante avere personale non solo competente ma anche dotato di senso civico e spirito di comunità. È stato il commento del sindaco di San Polo, Nicola Fantuzzi. Eccolo qua. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo con altri servizi ed altra cronaca. Bentrovati, ricominciamo il nostro telegiornale, ripartiamo da San Giacomo di Veglia, dal monastero dove c'è stata l'inaugurazione del nuovo giardino terapeutico per ragazzi autistici. Presente il vescovo di Vittorio Veneto, tornato a parlare delle suore che proprio da qui se ne erano andate.
i servizi alle persone con autismo, che è un fenomeno in crescita, sono ancora insufficienti, per cui questa è una bellissima opportunità per così assieme ai servizi pubblici progettare percorsi di riabilitazione e di benessere. Nel brollo del monastero di clausura di San Giacomo di Veglia, realizzato dai giardinieri di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, un giardino terapeutico pensato per giovani affetti da disturbi dello spettro autistico. All'inaugurazione del nuovo spazio, che sarà gestito dalla cooperativa Terra Fertile, la sindaca Mirella Bagliana e il vescovo di Vittorio Veneto Monsignor Riccardo Battocchio. Non è un giardino magico, non risolve tutti i problemi, è un luogo che manifesta la cura che il mondo ha nei nostri confronti, la cura che il mondo chiede a noi e la cura che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Sono delle siepi fatte a forma di nicchie a ferro di cavallo, dove la persona con disagi può essere, diciamo, un pochettino a riparo. Si entra nel ferro di cavallo, quindi ha sotto controllo la situazione e il suo riparo. Profumo, colori, altezza di piante, queste fanno sì che abbiamo creato questo giardino qua, che sì, per affetti di autismo, ma anche con esigenze particolari, ognuno ha la sua. Il bello, il verde non sono elementi da sottovalutare, ma anzi curativi per tutti, dice il presidente provinciale di Confartigianato Sartori. Probabilmente potrebbe essere un luogo per valorizzare non solo il valore della nostra casa, ma anche dove noi possiamo stare particolarmente bene a casa nostra, mettendo le piante e facendo i progetti che più adatti alla nostra famiglia, alle nostre persone. Una quindicina le persone che potranno usufruire del nuovo giardino, realizzato in collaborazione con Fondazione Architettura Treviso e ULS2 Marca Trevigiana, partner anche EBAV e Volksbank. Il concetto della rete per noi è fondamentale e il merito di questa iniziativa è stata proprio quella, andando a far combaciare dei valori che sono anche i nostri valori, di mettere insieme tutta una serie di realtà del territorio per arrivare a questo risultato così importante. Proprio da qui in primavera 7 suore e la superiora, suora Line Pereira, se n'erano andate nel clamore generale. Il vescovo Battocchio ancora non le ha incontrate e di certo, ha detto chiaramente, non lo farà nella loro nuova residenza di San Vendemiano. Aspetto che chiedano di vedermi. Io ho un luogo dove accolgo le persone, sono disposto ad accoglierle. E giornata di inclusione oggi al Parco dei Moreri di Silea con la festa di fine estate, oltre 300 i partecipanti, gli ospiti dei centri per disabili sia privati che dell'ULS2 e 2 classi del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso si sono ritrovati dalle 9 alle 14 per una mattinata di giochi, sport e condivisione. Calcetto, pallavolo, tombola, tante altre attività hanno animato il parco, dal DJ ai popcorn, tutte organizzate dagli stessi ragazzi con disabilità. Ha debuttato con un sold out questa sera al Teatro del Monaco il racconto teatrale di Marco Goldin, da Picasso a Van Gogh, la seconda rappresentazione dalle 21, spettacolo che fa da preludio alla mostra che aprirà a metà novembre. Treviso ha fame di cultura, di narrazioni, di storie d'arte. A giudicare dal sold out registrato già nelle prove aperte dello spettacolo da Picasso a Van Gogh, il curatore Marco Goldin può stare tranquillo. La città è pronta a celebrare il ritorno del suo figlio al prodigo. È una cosa che ricordo da quando andavo al liceo. Al comunale facevano le prove delle opere aperte a noi studenti e lo ricordo come una cosa bellissima e quindi ho deciso di fare questo anche per questo spettacolo e insomma devo dire che la risposta è stata veramente importante. Un pubblico che lo attende da anni, da quando lanciò Treviso nella mappa culturale internazionale delle grandi mostre d'arte. Abbiamo raccolto alla fine queste 1300 persone in 2 spettacoli e vabbè, poi ci sarà la mostra ovviamente e aspettiamo tutti quanti. Una rappresentazione che eleverà il pubblico per trasportarlo in un mondo parallelo. Sarà uno spettacolo di grande fantasmagoria cromatica, luminosa anche nel senso musicale delle parole, vuole essere qualcosa di veramente aperto su un mondo
È un mondo bello, un mondo, non so se dire migliore, forse sì, rispetto a quello che c'è attorno a noi adesso, però sarà un'ora e mezza veramente straordinaria, sollevarsi sopra le nuvole. Un diario scolastico all'insegna del gioco e della sostenibilità è l'idea firmata da Savno e Consiglio di Bacino Sinistra Piave con Ascotrade, presentato oggi a Conegliano. Accompagnerà gli studenti della Sinistra Piave educandoli al rispetto dell'ambiente. Vogliamo dare il nostro contributo nell'educare i ragazzi perché sono il motore per la nostra società. Un diario che unisce il piacere del gioco con l'educazione alla sostenibilità e alla responsabilità collettiva. È l'idea promossa da Savno e Consiglio di Bacino Sinistra Piave insieme ad Ascotrade, Gruppo Era, Alto Trevigiano Servizi e Piave Servizi. La presentazione del nuovo diario scolastico 2025-2026 si è svolta a Conegliano, nella sede della Dama Castellana. E noi dobbiamo farci carico di insegnare ai ragazzi l'elemento dominante che ci riguarda, che è il rispetto dell'ambiente e il ragionamento anche alla sostenibilità. Unisce quello che è un messaggio fondamentale, che è il preservare l'ambiente dalle varie problematiche che lo affliggono, al fatto di dare ai ragazzi uno strumento che consulteranno ogni giorno e magari distaccandosi un attimo da quello che è il continuo bombardamento da social e internet. Il tema scelto quest'anno è il gioco, momento di socializzazione ma anche veicolo per trasmettere messaggi importanti. 3 i pilastri che guidano il progetto. Prima di tutto uno sguardo al futuro, seconda cosa la speranza e terza cosa sostenibilità. Il tema conduttore di questo diario è il gioco, ma anche attraverso il gioco si possono trasmettere delle conoscenze e dei messaggi, e il messaggio che noi vogliamo dare ai nostri ragazzi è quello di un utilizzo consapevole dell'acqua. L'iniziativa, giunta all'11ª edizione, ha coinvolto 24 istituti scolastici per un totale di quasi 18.000 diari distribuiti gratuitamente. Aneddoti, curiosità e attività guideranno i ragazzi mese dopo mese. Quando si apre un rubinetto, nel giro di un minuto escono 10 litri d'acqua. Quindi insegnare ai nostri ragazzi l'utilizzo consapevole dell'acqua significa non sprecare una risorsa che non è infinita. Faccio anche un altro esempio, sarebbe preferibile fare una doccia che consuma 40 litri piuttosto che utilizzare una vasca da bagno che ne consuma 150 litri. L'obiettivo è uno: formare cittadini consapevoli del domani. Per avere una società civile all'altezza delle nostre aspettative bisogna investire sugli studenti che saranno la classe dirigente del futuro. E ora andiamo alle notizie dal Bellunese. E in apertura di questa pagina dobbiamo registrare purtroppo un'altra tragedia in montagna dopo quella che ieri ha strappato alla vita il noto alpinista Franco Gaspari. Oggi è toccato a un escursionista di nazionalità tedesca di cui al momento non si conoscono le generalità. È precipitato dal sentiero del Troi delle Calade nel gruppo del Bosco Nero in Val di Zoldo. A dare l'allarme uno dei compagni che si trovava con lui. L'elicottero del SUEM 118 si è portato in quota ed è riuscito a individuare il corpo esanime dell'alpinista caduto per un'ottantina di metri in un canale rotolato per altri 20 finendo addosso a un albero. La salma è stata imbarellata e trasportata in piazzola prima di essere consegnata al carro funebre. A Pontesei anche i carabinieri per i rilievi di rito. Incontro interlocutorio stamattina in prefettura a Belluno per capire tempi e modi dell'indifferibile chiusura totale della Galleria Comelico, attualmente interessata dal cantiere per la costruzione della nuova volta. Si sta cercando di trovare la soluzione migliore, ma la sicurezza non è negoziabile. A Palazzo dei Rettori, al termine del vertice convocato dal prefetto Antonello Rocco Berton, nei volti non si scorge distensione. Sul tavolo la necessità della chiusura totale, inderogabile e indifferibile della Galleria Comelico, che tiene in apprensione i sindaci della Vallata e tutti gli enti coinvolti a vario titolo, dal trasporto pubblico alla sanità. Non sono soddisfatto perché le questioni veramente importanti a questo tavolo non sono state ancora chiarite.
sembra che ci siano anche delle difficoltà da parte di ANAS a fornire degli elementi tecnici effettivamente validi a sostenere le richieste, quindi non sono del tutto soddisfatto di questo tavolo. Il sindaco di Danta dichiara la sua insoddisfazione, le sue parole sono il grido d'allarme che arriva dal Comelico, zona già delicata dal punto di vista della viabilità. Al tavolo i colleghi primi cittadini, forze dell'ordine, vigili del fuoco, Dolomiti Bus e ULS con il SUEM. Con ANAS la discussione si è concentrata sullo scenario diverso rispetto alle previsioni iniziali e sulle tempistiche. Noi vorremmo cercare di contenerle al massimo in generale per diminuire i disagi e quindi rispetto alla previsione originaria che è di chiusura dalle 22 alle 6 durante la settimana, abbiamo valutato quelli che possono essere gli effetti di ampliare la finestra di chiusura a fronte di una generale riduzione. Ora stiamo andando nel clou dei lavori, infatti è prevista una chiusura totale della galleria che oggi è stata rimodulata al fine settimana del 10 ottobre e purtroppo sono lavorazioni che non possono essere svolte solo durante una notte e quindi abbiamo rappresentato questa necessità e abbiamo trovato chiaramente la disponibilità perché sono motivi evidentemente tecnici. Lavori che vanno di pari passo a quelli dello svincolo, il cui cantiere era previsto in fase successiva ma che ragioni anche economiche hanno suggerito di collegarlo a quello della galleria per minimizzare i disagi che ci sono e sono enormi. Il Comelico è un territorio che merita rispetto, un territorio orgoglioso, con grande dignità, che fino a questo momento ha sopportato tanti disagi. Ora è arrivato il momento che da parte dei ministeri e chi di competenza arrivino i ristori economici necessari. In prefettura l'incontro è stato interlocutorio, tra i paletti fissati quella delle ipotesi di chiusura totale fra il 10 e il 13 ottobre, dell'anticipo della chiusura alle 21 anziché alle 22 per 5 giorni alla settimana e forse una giornata libera su 7. Il prefetto si è fatto garante dell'impegno da parte di tutti gli enti coinvolti, mentre nel cuore della montagna cresce la rabbia di chi giorno dopo giorno teme d'essere dimenticato. In ogni caso verranno assicurati i servizi anche nei periodi in cui la galleria dovesse essere chiusa, che è stato individuato il fine settimana dal 10 al 13 di ottobre, di trasporto degli studenti a scuola. E ora parliamo dei timori per le emissioni della idro di Feltre. Il comitato Respira Feltre fa richiesta di accesso agli atti e il caso approderà nel prossimo Consiglio Comunale. I numeri non lasciano dubbi, il monitoraggio delle emissioni della fonderia Idro a Feltre non è stato quello promesso. Nel cuore dell'inverno 2023, quando la qualità dell'aria nella conca feltrina raggiunge i livelli più critici, il sistema di monitoraggio a camino avrebbe dovuto garantire un controllo quotidiano sulle emissioni pericolose come diossine e benzopirene. Invece i dati parlano chiaro. A novembre 2023 il monitoraggio è stato attivo per soli 5 giorni su 29. A dicembre la situazione peggiora ulteriormente, solo 2,6 giorni di monitoraggio e a gennaio 2024 i controlli si riducono a 0,4 giorni. Numeri ben lontani da quanto richiesto dall'accordo di programma con il Comune di Feltre, che aveva fissato il monitoraggio continuo come condizione fondamentale. Bisogna intensificare il monitoraggio sulla questione. Sappiamo che è un tema che ha fatto discutere molto nei mesi scorsi e ha fatto discutere molto anche negli anni passati. In più l'amministrazione si è presa dei compiti ben precisi ancora in campagna elettorale, in particolar modo la sindaca Fusaro con il comitato. A fronte dei dati ricevuti, inutile qualsiasi tentativo di analisi seria, afferma categorico Davide De Martini Bonan del comitato Respira Feltre. Questa misurazione in continuo funziona solo per alcuni giorni all'anno, quindi i risultati tecnicamente non hanno a nostro parere nessun valore perché sono molto ridotti rispetto ai tempi che sono previsti per questo tipo di monitoraggio. Eppure l'accordo di programma firmato nel 2021 con il Comune di Feltre prevedeva una serie di azioni precise per garantire la sicurezza e la salute della popolazione, un monitoraggio continuo con analisi chimiche regolari e il coinvolgimento di enti esterni come ARPAV e laboratori indipendenti. Ma a quasi 3 anni di distanza il PD chiede conto del fallimento di queste promesse e se sono stati rispettati gli impegni presi dalla sindaca Viviana Fusaro durante la campagna elettorale. Analisi epidemiologiche, campionamento dei terreni, un osservatorio pubblico per il controllo delle emissioni. Ad oggi non abbiamo contezza che questo sia stato fatto, chiederemo però lumi a maggior ragione in Consiglio Comunale. È ovvio che per Feltre, che ha una fonderia praticamente in pieno centro città, questo tema deve restare sempre all'attenzione pubblica.
Con l'introduzione di visori di realtà virtuali alla Maricel di Longarone si rivoluziona la formazione sulla sicurezza dei lavoratori, scenari immersivi e realistici per prevenire i rischi e promuovere comportamenti sicuri, un'opportunità che da qualche settimana si sta sperimentando in azienda e senza rischi nelle pratiche quotidiane che prevedono la guida di carrelli elevatori, la movimentazione manuale di carichi e la gestione di prodotti chimici, imparando a riconoscere i pericoli e a reagire correttamente. E i risultati sono già evidenti. Il monitoraggio interno ha mostrato un incremento dei comportamenti sicuri, maggiore partecipazione durante i corsi, più segnalazioni utili da parte dei lavoratori e una maggiore attenzione nelle manovre quotidiane. Quasi più voti di quanti non siano i suoi abitanti. È quanto accaduto a Feltre, torniamo proprio a Feltre, che ha fatto del suo castello il secondo sito più votato in Veneto tra i luoghi del cuore. Abbiamo a lungo parlato, quando era possibile votare, di come il Castello di Feltre fosse, tra i luoghi del cuore del FAI, il secondo più votato in Veneto. Ora una targa ne ricorda la partecipazione. Giornata importantissima oggi per Feltre, vediamo appunto questa targa che indica il fatto che il nostro castello è entrato a livello nazionale tra i luoghi del cuore del FAI. Abbiamo avuto l'onore della presenza del Presidente nazionale. Ecco, questo ci fa ben sperare anche in quelle che sono le nostre progettazioni relativamente a questo sito, che è un sito identitario della città. La targa sancisce questo traguardo feltrino che con i suoi 22.300 voti ha fatto conquistare al Castello la 13ª posizione a livello nazionale tra i luoghi del cuore. Il Comune di Feltre ora presenterà un progetto al FAI su un bando che verrà valutato dal nazionale. L'obiettivo è ottenere un finanziamento per continuarne la riqualificazione. Un grande traguardo per quello che è il luogo del cuore di tutti i feltrini, un luogo identitario e che noi come gruppo FAI di Feltre, tutto il nostro gruppo, qui con me Stefano lo può confermare, che ha veramente sposato questa causa come una delle cose più importanti che ci eravamo prefissi di fare come gruppo FAI. Era l'ultimo servizio per questa edizione, tra poco le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci.